Analizza 1 milione di campioni d'acqua all'anno tra acque potabili ed acque reflue. Queste ultime sono quelle che vanno poi restituite e pulite nei depuratori. Il laboratorio idrico di Veritas, azienda del Comune di Venezia, utilizza tecnologia all'avanguardia capace di individuare tutti i componenti presenti nell'acqua. Ha anche un'apparecchiatura per la ricerca delle microplastiche, sostanze per cui non ci sono ancora dei parametri definiti di legge. Inaugurata a dicembre, la nuova sede gode di spazi più ampi per una operatività più efficace. I campioni dell'uno e dell'altro tipo sono analizzati con tecniche diverse e le tecnologie aiutano oggi chimici e biologi a conoscere cosa l'acqua porta con sé, no? L'acqua ha una memoria, si dice, quindi porta con sé le sue qualità, oppure quello di cui è stata unita quando la usiamo per lavare. Quindi noi dobbiamo arrivare a conoscere bene queste qualità in modo che l'acqua, soprattutto quella della depurazione, possa essere restituita all'ambiente. Quando si dice a norma, qualcuno scrive delle tabelle che vanno rispettate sia per gli indici chimici che per gli indici biologici che per la torbidità, ad esempio, no? La qualità delle nostre acque sino ad oggi è molto buona perché, come sapete, il nostro territorio utilizza l'acqua di falda per darci da bere, insomma, per quasi l'85-90%. La parte mancante viene da una potabilizzazione dei fiumi, soprattutto d'estate, quando i nostri litorali si riempiono di persone che li visitano. E l'acqua di falda, quindi di falda profonda, è molto buona, quindi ha una qualità molto elevata. Il problema che abbiamo davanti è che quest'acqua va esaurendosi, perché una volta veniva rifornita da ghiacciai e nevai, che come sapete avete già dato ampie notizie, insomma, che ghiacciai e nevai spariscono e quindi noi dobbiamo pensare a come fare a ricaricare queste falde e a conservare l'acqua senza più quel serbatoio naturale che erano le Alpi. Nel 2016 il laboratorio cerca anche i FAS, sostanze che non sono mai state rinvenute. Dal 2016 li cerchiamo nell'acqua che beviamo e senza successo, è una delle maggiori attività di successo del laboratorio, cercare un inquinante che non c'è.